Salve a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera di colonnesonore.net. Grazie Marco Testone di Soundtrack City. Ti è piaciuto net con la scrollatura Sì, di quando fai spazio? alla Gigi Proietti. Allora, dunque oggi abbiamo il nostro incontro intervista con un gruppo in realtà, anche se c'è solo il leader del gruppo, che si chiama Max Viale per intenderci, e il gruppo si chiama, io ogni tanto ho dei problemi perché è talmente lungo, il Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo per esteso. Va bene? Bravo, ma nome di un gruppo alla linea Wettmuller dei film suoi con quei titoli interminabili ma meravigliosi, iconici. Vabbè, abbiamo il Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, gruppo tra l'altro nato alla fine degli anni 90, fondato dal Max Viale che hai appena citato e che avremo come ospite, Fabio Perugia e Gianluca Della Torca. Gruppo denominato dai critici, dai giornalisti dell'epoca che l'hanno scoperti nei locali dove si esibivano in concerto, nei live, come gruppo la via italiana al nuovo post-rock, che poi chiederemo anche a Max per quale motivo gli hanno dato questa denominazione. Comunque poi si sono avvicinati al teatro, al balletto, ma si sono proprio avvicinati alla colonna sonora negli anni 2002 con Il segreto del successo di Massimo Martelli. Poi si è instaurato quel sodalizio che ancora oggi dura e perdura in maniera tra l'altro straordinaria con la Susanna Nicchiarelli, scusate, è partito nel 2009 con il film Il Cosmonauta. Poi hanno avuto Bar Sport sempre con Massimo Martelli, La scoperta dell'alba, Per tutta la vita, Nico 1988 di cui parleremo nel dettaglio, Miss Marx nel 2020, tra l'altro un film che è passato all'ultimo Festival del Cinema di Venezia, e ultima opera, sempre del 2020, un'opera importante dei fratelli De Serio, di cui Viale ci parlerà nello specifico, che è il film molto molto sui generis, Spacca Pietre. Comunque, una carriera molto particolare, nata dai concerti, dagli album, dai live, nella musica indipendente, post-rock e poi successivamente adottata nelle colonne sonore. Un'altra cosa importantissima che ci dirà appunto, poi ci spiegherà meglio Max Viale durante l'intervista, è il loro radicamento nella scena torinese Sì. indipendente e questo è un particolare molto importante. Va bene, allora caro Massimo, andiamo a sentirci Max Viale. Allora, rieccoci qui, caro Massimo, rieccoci qui. Allora, l'ospite l'abbiamo presentato, trattasi di Max Viale, facciamolo entrare in scena, come si suol dire. Eccolo qui. Ecco a voi Max Viale. Max Viale, però in realtà, tra parentesi, vedi? C'è il nome d'arte che è il Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, ma in realtà fondatore di questo gruppo, leader di questo gruppo, se possiamo dire così, ma in realtà no, poi ci spiegherà bene perché, anche Max. E abbiamo già descritto cosa fa questo gruppo, che in realtà è una band prettamente strumentale. Allora, iniziamo con le nostre classiche domande così. Okay. Allora, intanto vi saluto Massimo e Marco, ciao, infatti, e grazie per avermi accolto in questa ospitata. Allora, senti, la prima domanda che facciamo è, noi ci piace capire da dove si proviene, dal punto di vista musicale naturalmente, quindi la domanda che ti faccio è: che musica ascoltavi da ragazzo? Ascolto di tutto, prevalentemente ho una predilizione, diciamo, per la musica italiana. Forse il periodo che mi ha più influenzato è stato, sapete che ci sono questi periodi dove a un certo punto per un paio d'anni ti fissi solo con un genere, sì. E lì ho avuto dei danni enormi con il progressive rock, l'epoca del progressive rock, quindi vi parlo di cose italiane, vi parlo della PFM o Banco del Mutuo Soccorso, cioè, sì, ho avuto quel periodo di... Proprio anni 70, quindi ci stai anni parlando. 70, anni 70, e poi di fatto ho sempre ascoltato tantissima musica un po' più del sottobosco, insomma, indipendente, però
diciamo che mi sono fatto una buona cultura di musica italiana, andando anche moltissimo ai concerti. Quando ero ragazzo andavo tanto ai concerti, adesso non li fanno più. Adesso anche volendo non ci puoi andare. Non ci può andare, vive di ricordi. Guarda, a proposito invece di prog, anche se non è esattamente prog, io ho sentito un concerto in streaming ultimamente degli Area, del Open Project, è rimasto solo Fariselli in realtà, però è stato molto strano sentire, ripeto, un concerto in streaming e loro che suonavano senza pubblico. Deve essere molto, no, è molto simile quando vai a suonare in radio. Su per giù è la stessa cosa, però loro suonavano in un teatro vuoto, in un auditorium vuoto, che deve essere una cosa di una, sì, diciamolo pure, tremendo. È abbastanza brutta, ecco, come cosa. Senti, invece la seconda domanda è: qual è lo strumento tuo d'elezione, cioè o se ce n'è più d'uno? Ma chitarra, sicuramente chitarra. Ho iniziato per caso, assolutamente per caso, perché chiedevano, quando andavo al liceo c'era un gruppo che richiedeva un cantante, sapete quei famosi bigliettini che c'erano nelle sale prove, Sì, eccetera. sì. Cerchiamo cantante. Allora io ho contatto questo gruppo, certo delle mie doti canore eccezionali, e gli dico: ragazzi, io verrei a provare a cantare. Ok, però devi anche saper suonare la chitarra. Io la chitarra non sapevo suonarla, però ho avuto un'estate di tempo, ho preso un mio amico musicista che mi ha generosamente insegnato proprio i primi passi della chitarra. L'ho studiata talmente tanto che a settembre sono arrivato a questo provino, dove questi sono rimasti veramente stupiti, per cui per me è iniziata così, per gioco, Una carriera. sì, adesso carriera lì, però comunque sono il cantante di questo gruppo e suonavo anche la chitarra male. E devo dire che con gli anni poi non ho mai imparato a suonarla bene, cioè, la suono così, ho dovuto così, superare i miei limiti tecnici studiando e ideando delle accordature aperte. Le famose accordature aperte. No, ma tra l'altro c'è una mia accordatura molto famosa qua a Torino, io sono di Torino, che la chiamano proprio accordatura alla viale, e non ha nessun senso, cioè da un punto di vista sono prove, funzionava quella cosa lì, ho cambiato 2 o 3 corde alla chitarra per mantenere quella tensione lì, e vedevo che suonando senza grandi doti uscivano fuori dei suoni pazzeschi, che poi insomma in qualche modo hanno anche caratterizzato un po' poi il suono di Gatto Ciliegia, quando poi anni dopo è nata quel progetto lì. D'altronde le accordature aperte sono una tecnica, insomma, io mi ricordo Michael Hedge nell'ambito chitarristico acustico, ma c'è anche un chitarrista grandissimo nostro in Italia che è Pino Forestiere, che si basa tutto esclusivamente sull'accordatura aperte, è proprio un mondo. Sì, è un mondo però che però appunto devi conoscere, cioè io, io non lo conosco. Vabbè, tramite vari esperimenti sei arrivato quindi alla definizione di uno stile. Assolutamente. Allora, nel 99 esce, diciamo che negli anni 90, fine anni 90, nasce con la vecchia formazione che era Fabio Perugia, Max Fiala e Gianluca Della Torca. Noi siamo sempre stati un trio, ancora adesso siamo un trio. Infatti, c'è Cristian Alati, che invece vive e risiede a Milano. Di fatto noi eravamo amanti della musica e facevamo delle cose molto intime tra noi, 3 amici, nel buio delle nostre camerette. E poi abbiamo prodotto le prime 3 canzoni che abbiamo prodotto, le abbiamo fatte ascoltare a degli amici, mettendo già subito il nome Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo. Non chiedetemi perché questo nome, perché non era la domanda che ti volevo fare. Tutta la puntata era fondata solo su quello. No.
rimarrà questo No. dubbio a tutti quanti i nostri spettatori. No, non ce lo ricordo, non eravamo lucidi comunque. Sicuramente. Cioè, non vai a dare un nome del genere, capito? Questo giustifica però è anche... d'impatto. Sì, d'impatto, però sicuramente se un gruppo, secondo me, ha un'ambizione di qualche genere, secondo me evita di dare dei nomi così lunghi, però vabbè, questa è una mia... per cui fin dall'inizio, insomma, dopo che questi amici hanno ascoltato queste cose, ci ha scoperto un giornalista, John Vignola, e quindi la Beware, no? Se non vado la errato. Beware Records. Ma allora, sai, noi abbiamo avuto la fortuna di vivere veramente un passaggio, no? Da tutto ciò che era analogico, intendo dire fuori da internet, e poi tutto ciò che è capitato nel passaggio all'era digitale, per cui allora esistevano ancora tantissime riviste musicali e John Vignola, che scriveva nelle stesse riviste in cui scriveva, c'erano al fondo, io mi ricordo, non so, Mucchio Selvaggio, oppure Rockerilla, Buscadero, al fondo c'erano delle inserzioni di ragazzi che vendevano dischi, e lui metteva le inserzioni, la mia etichetta ha pubblicato questo disco, se lo volete mi spedite 10.000 lire dentro una busta. Una cosa artigianale vera proprio. Che meraviglia, che tempi. E io vi spedisco il CD, insomma c'era già il CD, oppure ve lo porto direttamente a casa, quindi una vendita addirittura porta a porta da parte dello stesso produttore. E lui era l'epoca d'oro delle etichette indipendenti. Esatto, l'epoca delle etichette, che ci sono ancora adesso, però allora diciamo certo. Che la gestione era tutta un'altra cosa. E poi ci ha contattati, ovviamente questi giornalisti ci conosciamo, perché Torino sembra una città, è diventata città metropolitana, ma di fatto Torino è piccola, cioè nel senso che è tutta concentrata, mettiamola così. E quindi questo è un po' il valore aggiunto della nostra città, che ci permette, siamo sempre gli stessi, ci conosciamo un po' tutti. Però Torino ha una storia musicale importante, cioè, molto. Che ne so, Statuto, Subsonica, questi sono i primi due che mi vengono, insomma, ma certo. Sembrerebbe una scena musicale molto viva. È sempre stata, è una scena fervente, anche quando Torino passa dei momenti comunque di debacle, diciamo. Torino non è mai ferma dal punto di vista della proposta, dal punto di vista anche della semplicità con cui si costruiscono, insomma, delle reti, no? tra artisti. C'è tutta la scena nata ancora prima dei Subsonica, con gli Africa Unite, con i Mau Mau, questa scena che è stata molto forte, ma c'è anche tutta una scena, adesso per spostarmi anche dai generi e per andare a vedere altri generi, c'è anche una fortissima scena hardcore, ad esempio torinese, che è stata anche in qualche modo internazionalizzata grazie ai Negazione, ad esempio, che sono stati un gruppo veramente importantissimo per Torino, o musica, tu parlavi prima, Marco, degli Area, Torino ad esempio è anche la patria di un gruppo estremamente importante per la controcultura torinese, per l'avanguardia anche musicale torinese, che sono i Franti di Stefano Giaccone, Lalli. Insomma, è una scena che è ancora viva adesso. No, ma ce n'è tantissima. Se andiamo ad esempio nella canzone d'autore, lì ne troviamo svariati di artisti. Una cosa che infatti in questo senso mi andava di parlare con te. Ecco, il tradizionale rapporto che c'è tra il Piemonte e la Francia, un Paolo Conte, un Giorgio Conte, un Testa, erano tutte persone che avevano anche un loro pubblico in Francia, non solo in Italia. In questo momento esistono dei rapporti con gli artisti francesi? Ma allora, se parliamo di Torino, meno. Secondo me noi non siamo tanto capaci a valorizzare, diciamo, e portare fuori. Ecco, più che valorizzare, siamo molto bravi a valorizzarci internamente.
sì. un po' meno bravi a portare fuori questa valorizzazione e quindi creare, diciamo, fuori dall'Italia, sto parlando, i nostri contenuti. Ecco. Eppure una volta accadeva questo. Ho fatto Eppure una appunto degli volta, esempi. assolutamente sì, assolutamente sì. Forse accadeva più prima perché sono cambiate anche le modalità, secondo me, di distribuzione, di diffusione della musica, no? Quindi, Beh, certo, ora con la rete c'è più possibilità di esatto, c'è più andare. possibilità da una parte, dall'altra, secondo meno. me, ce n'è meno perché ti perdi in un calderone dove invece prima si costruivano delle reti proprio di scambio di dischi, esatto. di scambio tra etichette, anche di Cataloghi. cataloghi, cioè, si consorziavano praticamente le etichette e questa rete era molto forte all'interno dei giri dei centri sociali, per cui ad esempio Torino è una città che ha avuto anche una storia di centri sociali molto importante, perché qua c'è stato il centro sociale per quel che riguarda l'hardcore, ma anche il rap, per dire, perché poi c'è stato il Paso, che è un centro sociale che ha importantissimo per la scena torinese, perché oltre a portare, a valorizzare tutte le cose che erano del nostro territorio, di fatto portava anche molte cose da fuori, dagli allora Mano Negra gestiti da Manu Chao a gruppi punk, hardcore, rock internazionali. E all'interno di El Paso, come all'interno di ogni altro centro sociale torinese, in tutta Italia, c'erano dei punti di distribuzione, di informazione, quindi dei veri e propri negozi di dischi in cui ci si scambiava il materiale e si entrava a contatto diretto anche a volte con i musicisti, con i produttori attraverso questa rete. Questo con la diffusione di internet è venuto a mancare proprio un po' la presenza, no, dello scambio. Quindi mi viene da dire che c'era il fervore artistico, c'è sempre uguale, sì, c'era nel passato, c'è adesso, se non però, di più, secondo me. Infatti, però un po' questa limitazione del fatto che non c'è più il contatto fisico, quello che adesso ci manca ancora di più, perché no, ma adesso sai, si guarda anche i numeri sono cambiati, capite? Cioè, io mi ricordo che con i Gatto Ciliegia, i primi album, non è che si stampassero tutte queste copie, no? Però si riuscivano a fare ristampe, a vendere anche, ad arrivare anche a vendere tra le 3.000 e le 5.000 copie di un disco, che erano numeri che adesso non esistono più, cioè in questo momento entri in classifica se riesci parlo di indipendente, entri in classifica se riesci a vendere 500 album, 500 dischi, e dall'altra parte c'è invece il grande desiderio di vedere che, non so, il tuo videoclip su YouTube, se non raggiunge 1 milione di visitatori, significa che è un fallimento. Cioè è tutto sfasato rispetto alla fruizione e anche alla diffusione Guarda, questo qui è un discorso che abbiamo toccato spesso con tutti i musicisti che abbiamo fino adesso intervistato, peraltro me compreso. Bisognerà iniziare a fare una riflessione forse sulla distribuzione digitale, su tutto quello che ha creato da Spotify a iTunes, anzi da iTunes a Spotify. Allora forse è il caso quindi di andare, rientriamo nella comfort zone e parliamo di musica, di colonne sonore, di musica applicata, che forse è meglio. Vai Massimo. Sì, come ci davo in testa, il gruppo di Max è un gruppo un po' atipico nel panorama, anche post-rock è stato chiamato così. Anzi, ti vorrei chiedere a questo punto, spiegacelo tu, che stile è il vostro, perché è prettamente strumentale. Poi avete anche dato un taglio diverso al modo di approcciare certi tipi di film, se c'è uno stile. Ma no, questo purtroppo no, ti ringrazio per la domanda, però è vero che è anomala la nostra presenza, diciamo, soprattutto nel cinema, perché di fatto noi non abbiamo creato questo gruppo per fare colonne sonore di film. Cioè, questa è la cosa
la cosa principale, e dall'altra parte fantastica, no? Meravigliosa per noi, perché quella cosa lì è arrivata da fuori, però, cioè i registi che si sono appassionati della nostra musica attraverso l'ascolto dei nostri dischi, ma anche guardando i nostri concerti. Abbiamo suonato ovunque, nei peggiori posti che si possono immaginare, e però la cosa interessante è che tra il nostro pubblico, anzi il nostro pubblico all'inizio era costituito prevalentemente da molte persone che comunque lavoravano nell'ambito della cultura, dell'arte, e si sono appassionati di questa musica. Però questo ci ha permesso di avere un pubblico, e tra il pubblico avere anche dei registi. I nostri concerti, vi dicevo prima, per non annoiare, noi studiavamo, siccome io sono anche un videomaker, un montatore, studiavamo sempre dei concerti con del visual dietro di noi. Siamo partiti con le VHS proprio, poi ci siamo adeguati. Pensate che un anno, quando è uscito il DVD, io ho detto agli altri: ragazzi, ma questa è un'innovazione totale, quindi cosa facciamo? Mettiamo le immagini e poi mettiamo qualche stem audio, quindi qualche batteria elettronica, qualche roba che la mettiamo direttamente sul DVD, e quindi noi mettiamo il supporto visuale, ma abbiamo anche dell'audio che esce da lì. Peccato che sui palchi, quando saltavamo, il DVD saltava, per cui noi facevamo questi concerti inseguendo praticamente il pezzo successivo, oppure che tornava indietro, con il pubblico in delirio perché... queste cose alternative, capito? Sì, certo, questi sono fuori, questi sono matti. Sì. No, Fantastico, fantastico. Ma sai che io ritengo che voi siete arrivati nel periodo giusto, in cui, oltre al fatto della ricerca, ma più che altro perché c'era il periodo in cui si riscopriva anche qualcosa che era stato un po' abbandonato, perché comunque la vostra musica elettronica, rock, elettronica, ha qualcosa che... Perché... Sì. C'è sempre stata una componente di elettronica, anche perché noi abbiamo deciso di togliere, diciamo, tutti gli stilemi del classico gruppo rock, quindi non volevamo il batterista e non volevamo il cantante. Per sopperire a questa mancanza totale di beat, abbiamo, e su quello devo dire che ci siamo anche molto specializzati, abbiamo sempre lavorato con l'elettronica a supporto. Questa elettronica però non troppo invadente, e queste chitarre acide, sì, che comunque danno vita a un qualche cosa che altrimenti sarebbe appunto puramente elettronico. Sento delle Roland TR-808, cose del genere, in qualche registrazione. Sì, di fatto quel post-rock di cui parlava Massimo prima, di cui io non so neanche di che cosa... È nata proprio in quegli anni lì, proprio verso la fine degli anni 90, un'attitudine. Sì. Questa attitudine per cui i gruppi, dopo, diciamo, tutti questi grandi gruppi pop anche, oppure comunque gruppi pop sofisticato, sto parlando di cose, Massive Attack e via dicendo, comunemente si è un po' più sperimentato invece sulla forma musicale, appunto magari con molto meno lirica, molto meno testo, e abbinando, diciamo, strumenti magari acustici con parti elettroniche, e facendo nascere quindi queste pièce che sono completamente differenti dal progressive rock, che invece è molto tecnico, no? Sono delle strutture estremamente tecniche che quasi si possono paragonare al jazz, quello più estremo. No, questo era molto più... sono molto più suggestioni, ecco, sonore, con suoni che sembra che esplodino, ma sono lì, che creano una tensione, poi però alla fine non esplodono mai, spesso si riverberano poi in loop infiniti. È un po' questa una cosa qua. Non pensi che deriva un po' dagli insegnamenti di Brianino della scuola ambient? Ma sicuramente deriva da un sacco di cose, cioè nel senso che non c'è nulla di... In quel periodo lì, quell'ascolto lì ha funzionato anche molto dal vivo, che era la cosa che più mi ha colpito. Però diciamo che da un punto di vista del rimando a delle atmosfere, delle radici molto territoriali, molto italiane,
è vero che abbiamo creato un'identità abbastanza precisa, cioè c'è Susanna Nicchiarelli che qualche giorno fa rispondeva a un'intervista e diceva, cioè se tu, al di là della mia filmografia eccetera, se tu ascolti un pezzo dei Gatto Ciliegia in radio e un minimo li conosci, riconosci quella roba lì come Gatto Ciliegia. È un grandissimo complimento questo. È un enorme complimento. Questa col cinema ci ha dato un enorme vantaggio da una parte, dall'altra secondo me è molto difficile, è una scelta molto coraggiosa anche per un regista rivolgersi non a un compositore classico di musica applicata, quindi di musica per film, ma di decidere di rivolgersi a un gruppo che di fatto arriva totalmente da un'altra esperienza, cioè quello è un gruppo musicale, per cui quel gruppo musicale lì, quell'identità lì ti dà. Capite cosa voglio dire? Ma, ce ne sono di esempi nella cinematografia italiana, sin dagli anni 70 fino adesso, che ne so, non c'entrano niente con voi, ma provo a pensare i Goblin. Dario Argento. Non sono tanti di più però. Non sono tanti. No. Sì, no. I Goblin, ad esempio, hanno fatto tanti film con Dario Argento. Però diciamo che a livello di band, gruppo musicale che ha un'esperienza costante, diciamo, con le colonne sonore del film, con anche, ce ne sono pochissimi, sono rari. Avendo visto quasi tutti i film della Nicchiarelli, ma anche quelli che avete fatto con Massimo Martelli, però rimanete il Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, perché il vostro stile quello è, e poi secondo me la Nicchiarelli è il corrispettivo visivo di quello che è il vostro mood sonoro, non c'è niente da fare. La caratteristica del loro suono, del loro modo di fare musica è questa sorta di sottobosco industrial molto forte, quasi, ma poi viene fuori tutte queste melodie che si aprono, che diventano veramente italiane, diventano quasi mediterranee, fuoriescono veramente in maniera melodrammatica. Ecco, mi sento molto melodrammatici, ecco, molto, diciamo che vi potrei considerare quasi i Puccini della musica elettronica. Mamma mia! No, guarda che è vero, più ascolto. Grazie. Io entro in questa, poi so che questa non l'avevo ancora sentita. Sono lusingato. Diciamo che io non riscontro nella musica elettronica, anche poco fa Marco citava Brianino, è vero, Brianino ha delle sue atmosfere, delle sue melodie, però in voi riscontro un forte melodismo, pur essendoci dei momenti in cui usando l'elettronica la psichiatria la psichiatria è dietro l'angolo. Ecco, bravo, infatti. Chiaramente poi quello con Susanna è un rapporto consolidato da tanti anni, quindi diventa anche sempre più facile, no? Perché poi se consolidi un rapporto con un regista, però ad esempio è stato anche molto interessante quest'anno arrivare a un sogno che noi avevamo, cioè quello di in qualche modo lavorare ad un film dei fratelli De Serio, che sono nostri concittadini, Gianluca e Massimiliano De Serio. Ad esempio con loro il percorso la modalità di approccio è stata completamente differente, no? È stata una modalità anche abbastanza nuova per noi, cioè loro hanno bisogno prima di girare, prima di vedere queste immagini e di vedere quindi le loro visioni su, chiamiamola pellicola, comunque girate, e quindi avere anche la possibilità di avere una prima messa in fila, quindi un primo montaggio delle immagini, e poi quando il film era praticamente finito ci hanno chiamato e ecco, ci hanno fatto vedere questo film. Io alla fine di questo film, per la prima volta ai fratelli De Serio, gli ho detto il film è meraviglioso, c'avevo le lacrime agli occhi perché mi aveva preso proprio emotivamente tantissimo, e gli ho detto guardate, è il primo film questo vostro in cui non sento l'esigenza della musica. E loro mi guardano e mi dicono no Max, invece questa volta vogliamo chiedere l'intervento di Gatto Ciliegia. Quindi ci siamo ripresi dall'emozione, abbiamo cominciato a lavorare e abbiamo lavorato praticamente in una sessione lunghissima di 10 giorni in tempo reale, praticamente unica,
quasi improvvisata, per cercare di dare ulteriore profondità alle loro immagini, già di per sé veramente devastanti da un punto di vista proprio della suggestione emotiva. E quindi abbiamo lavorato molto sulle vibrazioni, molto su chitarre, su bassi preparati. La chitarra preparata praticamente prendi una chitarra, cominci a metterci delle mollette sopra, dei chiodi dentro la cassa, poi cominci a prendere dei legnetti, batterli sulla chitarra insieme, con una serie di microfoni che prendono insomma i riverberi, echi, eccetera. Nascono fuori dei suoni, e questi suoni poi li abbiamo lavorati in tempo reale sulle immagini. Ecco, questa è un'altra modalità, mentre invece, soprattutto nel caso di Susanna, è una regista che, scrivendo il film, dà tantissime suggestioni sonore già a partire dalla scrittura. Questo ovviamente è una facilitazione per l'approccio poi del musicista, che già può cominciare a lavorare. Nel caso vostro, in che cos'è che vi siete proprio presi con la Nicchiarelli? La collaborazione è nata con Cosmonauta, con la sua opera prima. Lei invece Susanna è molto legata a Torino, alla nostra città, perché Stefano Cravero, il montatore, è di Torino, e quindi si vedevano spesso già ai tempi, perché Susanna aveva prodotto anche tante cose prima di Cosmonauta, e per cui chiede a Fandango, che è la casa di produzione di Cosmonauta, di avere un supervisore alla produzione della colonna sonora, in quanto Cosmonauta veniva presentato da lei come un musicarello. Vero. Quindi per lei la musica era estremamente importante. E quindi Fandango ha proposto di rivolgersi a Max Casacci, che è diciamo il patron dei Subsonica. Max Casacci legge la sceneggiatura, propone a Susanna una serie di arrangiamenti di alcune musiche degli anni 60, e poi dice: poi però tu devi farmi il piacere di ascoltare i Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo. Sono in questo momento in tour, potrebbero passare anche da Roma, vai a vedere, perché secondo me tutto ciò che manca a questo film è il loro intervento. A Roma avete suonato a Roma? In un locale che purtroppo non c'è più, storico, il Circolo degli Artisti di Roma. E invece siamo arrivati là e il locale era strapieno, cioè, tra l'altro c'erano anche gli after hours che presentavano un loro lavoro alla Feltrinelli, e poi sono corsi dopo la Feltrinelli a venire a sentirci. E quindi Susanna Nicchiarelli arriva, vede entrare gli after hours, vede la coda fuori, dice: ma io mi sono perso qualcosa. Poi ci siamo conosciuti, lei è venuta carinissima con la sua sceneggiatura nei camerini, si è finalmente rilassata, visto che eravamo alla fine tre creti. Esatto, vabbè, lo stavi dicendo. Tre buontemponi, dai, tre buontemponi. E da lì abbiamo cominciato a lavorare, e poi dopo lei ha deciso di seguirci in tour, perché noi facevamo ancora il tour, per cui è venuta con noi 2 o 3 giorni in giro per Italia, perché stava già preparando la scoperta dell'alba, che ma questo è un innamoramento autentico, sì, direi di sì, cioè, ma reciproco, reciproco, sì. Anche però lei nella scoperta dell'alba decide addirittura di metterci dentro la sceneggiatura, dentro la storia. Noi siamo dentro la storia, noi di fatto siamo i Gatto Ciliegia dentro la scoperta dell'alba. Ecco, rendetevi conto che in tutto questo la scoperta dell'alba è tratto da un romanzo di Veltroni, che lei voleva intitolare non La scoperta dell'alba come il titolo del romanzo, ma L'Irreparable come il titolo di un nostro brano, uno dei pochissimi brani cantati di Gatto Ciliegia, da me, in un francese terribile, per cui è nato proprio un rapporto
un rapporto stretto, dove lei ha voluto anche capire come un gruppo del nostro calibro, quindi bassissimo calibro, come agiva durante i live, dietro ai live, che cosa succedeva, la vita insomma di un gruppo indipendente. E questo era già in preparazione anche di Nico 88, perché io vi dico, la prima sceneggiatura di Nico 88 l'ho letta proprio quando La scoperta dell'alba si è chiuso e lei mi ha dato la sceneggiatura, quindi scritto 6 anni prima di quando è uscito Nico 88. Ecco, scusa, ma qui ti devo fare una domanda, ora obiettivamente. Allora, con Bellissimo. Nico 88 si va a toccare carne viva per i musicisti, cioè si sta parlando dei caspita. Velvet, si sta parlando di una storia come quella particolarissima che ne racconta, diciamo, il finale di Nico. Ecco, la domanda che ti fa, oh, vedo un figlio che si aggira probabilmente. È il mio bambino. Ecco, la domanda che ti faccio, ecco, da musicisti, lavorare su questo tipo di materiale che ha a che fare, ripeto, con un gruppo storico e soprattutto poi con un personaggio così, vorrei dire, ingombrante, importante, come ci si trova? Che tipo di approccio avete avuto? Terrore puro. Immagino. Cioè. Ansia. Cioè. Ma quando mi ha fatto leggere la sceneggiatura, mi ha chiesto che cosa ne pensassi, in cuor mio gli ho detto, beh, meravigliosa, non vedo l'ora di farlo, ma sapevo che nessuno mai avrebbe prodotto un film del genere, per cui ero tranquillo. Perché... E invece, quando meno te l'aspetti, tac. Quando poi ci siamo risentiti, mi ha detto, guarda che c'è Vivo Film che ha deciso di produrre Nico, e lì è venuto proprio il panico, avete presente, no? Panico perché, appunto, come hai detto tu, Marco, no? Ci si confronta comunque con un mostro sacro non solo come musicista, ma anche come proprio iconografia. La storia proprio, è proprio Sì, storia come lì, storia sì. di un certo periodo. Noi ovviamente eravamo concentrati sul secondo periodo di vita di Nico, quindi forse ancora più complesso da un certo punto di vista, perché comunque Nico, artista poliedrica intanto, quindi ha fatto la modella, ha fatto l'attrice, ha fatto la musicista, cioè un carisma ineguagliabile, uno spessore e una complessità anche di composizioni musicali, parlando di liriche di una complessità incredibile, una bellezza straordinaria, cioè stiamo parlando di poesie. Gli ha insegnato a scrivere Jim Morrison. Di fatto poi suonava questo armonium che gli è stato regalato da John Cale dei Velvet, che l'ha seguita anche nelle produzioni. L'armonium è uno degli strumenti a parte più scuri a livello timbrico, ma anche complessi proprio anche da suonare, perché funziona a soffietto l'armonium, quindi come il concetto è quello della fisarmonica, cioè è un comodino su cui tu praticamente soffi l'aria con una mano e con l'altra mano suoni. Lei ne aveva uno a pedali, molto rari tra l'altro, ne aveva uno a pedali, per cui non si vede che soffia e quindi ha la possibilità di utilizzare anche due mani. Con una mano faceva una cosa, con l'altra faceva totalmente un'altra cosa, con la voce andava totalmente da un'altra parte. Vero. Complessissimo. Quindi l'approccio è stato quello intanto di profonda conoscenza di della sua, non tanto della parte tecnica della composizione, ma della sua attitudine musicale, su cui ci siamo trovati alla grande. Cioè proprio, quindi il nostro approccio parte dallo studio della vita del personaggio, del carattere del personaggio. E questo ci ha permesso dei concerti, vedere quel poco materiale che c'era d'archivio, di vedere come lei si approcciava ai concerti. Poi il Nico 88 è un film
che al 99% è costituito da musica diegetica, quindi da musica fatta live, di concerti, dentro totalmente all'ambiente, allo spazio visivo. E questo ci ha permesso poi, con un rispetto ovviamente reverenziale, di approcciarci ai pezzi, a un rifacimento, un riadattamento dei pezzi, perché quello che chiedeva Susanna era questo, cioè io non voglio usare i pezzi originali di Nico, a me non interessa usare l'originalità di Nico e neanche un'attrice che assomiglia a Nico, perché io voglio descrivere la mia Nico, che non è la Nico che conoscono tutti, è la Nico appunto anti-icona, no? Anti-eroe. Sì. Un lavoro di ricerca sopraffina, voglio dire, cioè anche Sì. di scavare un attimo, che no, peraltro poi adesso io non so, ma credo, se non erro, insomma, nel film si parla anche della vita personale, dell'ultimo tratto di vita, sì. che non è esattamente il massimo della linearità e, No. come posso dire, felicità, ecco, mettiamola No. così. Avete avuto modo di sonorizzare film muti? C'è anche il Wuming, come è nata questa collaborazione? Come vi siete rapportati con loro? Sì, questo fa parte della nostra appunto bellissima possibilità di trasversalità, no, della nostra musica, per cui abbiamo lavorato con tantissimi scrittori, oltre a Wuming, tantissimi veramente, e anche progetti di reading, ma anche musiche di scena per spettacoli teatrali con tantissime compagnie teatrali. E vabbè, il discorso di Wuming nasce proprio da un'idea loro, per cui il Manituana di Wuming, questo libro bellissimo tra l'altro, decidono di fare questa cosa molto interessante, di dare a una serie di gruppi la sonorizzazione di capitoli del libro, e quindi dare la possibilità, diciamo, al lettore, oltre che a leggersi il libro, anche di andare sul loro sito, sul loro blog, entrare in una sezione dedicata a Manituana e dire: adesso, se volete, leggetevi questo capitolo sonorizzato sonorizzato dai sì, ecco, bravo, nel 2008. Ultimamente abbiamo lavorato con Neri Marcorè, che per un reading sonoro che è stato presentato qua dal Circolo dei Lettori al Teatro Carignano di Torino, che è un teatro bellissimo, cioè un teatro che entri e ti viene la pelle d'oca, perché sono quei teatri appunto con i balconcini, proprio stupendo. Una riduzione di un romanzo, L'avversario di Carrère, dove hanno scelto il Circolo dei Lettori di affidare la lettura di questa riduzione a Neri Marcorè, e lì è nata la magia del fatto che hanno detto: beh, sei a Torino, scegli tu chi vuoi che ti accompagno, e lui non ha avuto nessun dubbio, ha detto: ma io voglio, se possibile, vorrei lavorare con i Gattocigliesi. Ecco, sono cose che la nostra città, Torino, fa moltissimo, fa spessissimo, cioè quello che vi dicevo, sì, noi siamo innamorati della nostra città proprio perché tende in tutti i modi a valorizzare ciò che ha come artisti, come musicisti, e mettere in relazione, diciamo, i vari generi letterari. Allora, siccome noi siamo collegati a un programma radio che si chiama Classic Rock di Renato Marengo, la domanda che facciamo finale è sempre questa: ci dici un brano, non vostro ovviamente, meglio se fosse una canzone originale che ti è rimasto particolarmente dentro, legato a un film? Però abbiamo parlato di Brian Eno, mi viene in mente questa sequenza che secondo me è una delle più belle, più azzeccate musiche e cinema, La stanza del figlio, la canzone di Brian Eno, By the River. By the River. Struggimento puro.
ammazza con la canzone. Allora, grazie a Max Viale dei Gatto Ciliegia. Io vi chiamo direttamente così, senza la parte finale. Bravo, Lo stesso. Benissimo. Grazie a voi, ragazzi. Grazie Max Viale, grandissimi. Grazie. Grazie a voi, grandi voi. Ciao Massimo, ciao Marco. Grazie. Ciao.